Siamo con la professoressa Barbara Poiaghi. Professoressa, quanto ritiene possa essere importante per noi studenti universitari far parte della redazione giornalistica e della giuria di musicultura? Sicuramente molto, se no non vi ci avremmo mandato. No, molto. Io penso che il rapporto che l'università ha instaurato con Musicultura ha due aspetti fondamentali. Uno, sicuramente quello di affiancare un festival di rilievo non solamente locale ma nazionale e internazionale, e quindi è chiaramente una promozione per la nostra università. Però l'altro aspetto che era fondamentale per noi è che ci avesse una ricaduta sui nostri studenti, cioè che i nostri studenti potessero in qualche maniera trarre dei vantaggi da non solo il piacere di ascoltare, non solo partecipare e andare a sentire, ma trarre un vantaggio dal partecipare a questa iniziativa. Quindi la redazione, io reputo che per molti di voi sia un'esperienza sicuramente ineguagliabile, cioè fare lo stage da un'altra parte, magari in un'azienda o in qualche posto dove vi fanno fare dei piccoli lavoretti, non corrisponde sicuramente all'esperienza che fate in una redazione come questa. Ma anche la giuria, io penso che anche i ragazzi che fanno parte della giuria vivono un'esperienza molto particolare, che è quella di seguire un evento come quello del Festival di Musicultura in tutte le sue tappe e partecipare in maniera attiva a queste tappe. È chiaro che non è che determinano quali saranno i finalisti, però partecipano in maniera attenta, dando un contributo intelligente, secondo me, anche se spesso quello che loro scelgono non è quello che viene scelto da quella che viene chiamata la giuria di qualità, e quindi però io sono convinta di questo. La cosa di cui mi rammarico di più è che tanta partecipazione anche tra il pubblico visto dei nostri studenti non corrisponde altrettanto interesse da parte dei nostri docenti. Io cerco di promuovere, di dire venite, però insomma probabilmente c'è bisogno di capire di più, di rendersi conto. Forse loro non si rendono neanche conto, non vivendola, di quanto può essere utile per gli studenti un'esperienza come questa. E in quanto giurata, può dare un giudizio su queste prime 5 serate di audizioni? Allora, io faccio parte della giuria di qualità, ma non sono una giurata di qualità, nel senso che io sono un'appassionata di musica, un po' datata, e quindi vado molto sul mi piace e non mi piace. Col mio collega di Camerino, difatti dicevamo prima a Ezio con Nanni Pieri, sì, noi vi diamo la nostra impressione, chiaramente quando voi poi fate un intervento più tecnico, più specifico, ci rimettiamo a voi, quindi io faccio parte impropriamente di una giuria di qualità. Il mio giudizio è buono, io ho trovato cose molto interessanti, chiaramente dal mio punto di vista, io sono molto attenta al testo, mi piace capire, vedere, leggere delle cose non scontate. Il lavoro che faccio probabilmente mi fa leggere con una particolare attenzione quei testi in cui c'è un'attenzione, un approfondimento, anche un'attenzione particolare alla vita quotidiana, ai problemi, i sentimenti, le emozioni non scontate